Pomeriggio a tutti dalla redazione di Telechiara, ben trovati al nostro primo appuntamento informativo del pomeriggio in cui vi daremo conto della cronaca delle ultime ore e appuntamento nel quale come sempre ci intratteniamo con un ospite. Oggi salutiamo Luisa Baldi che è direttore artistico del Festival di Serravalle, benvenuta, anzi bentornata. Grazie. Festival di Serravalle, diciamo due parole per presentare, che è già cominciato con il primo evento ma che poi proseguirà da domani fino al 16 di luglio. Ecco, siamo alla 9ª edizione, sempre con l'aiuto fondamentale della Regione Veneto, del Comune di Vittorio Veneto e anche della provincia di Treviso. La serata inaugurale sarà con Mariangela D'Abbraccio, la quale canterà e reciterà dei brani incredibili, non posso dire perché è una sorpresa, con 4 musicisti dal vivo ed è una prima a livello nazionale. Questo è un appuntamento del 18 giugno, poi esatto. Nel corso dell'intervista poi avremo modo di ricordare gli altri appuntamenti. Intanto noi procediamo con le notizie, ad iniziare dalla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Venezia ha condannato all'ergastolo Michele Fusaro, il falegname di Bassano del Grappa, accusato di aver reo confesso per il rapimento e l'uccisione di Iole Tassitani nel dicembre 2007. Il corpo della donna, sequestrata a Castelfranco Veneto, era stato trovato fatto a pezzi 12 giorni dopo nel garage dell'abitazione di Fusaro. I giudici hanno letto la sentenza dopo meno di 2 ore di camera di consiglio. Il PG Bruno Cherchi aveva chiesto la massima pena, l'udienza con rito abbreviato si è svolta a porte chiuse, soddisfazione è stata espressa dai legali di parte civile per la famiglia della vittima. In primo grado, lo ricordiamo, Fusaro era stato condannato a 30 anni. In Italia il numero di suicidi nelle carceri è in percentuale il più basso d'Europa, l'ho detto oggi a Trieste il sottosegretario alla giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per le statistiche ha rilevato al termine di una visita al carcere triestino, in percentuale abbiamo il minor numero di suicidi rispetto al resto d'Europa, ricordando quindi che la brigatista Diana Belfari, suicida a novembre, era in isolamento. La Casellati ha aggiunto: al di là del dolore e della solidarietà umana non riesco a legare i suicidi al problema del sovraffollamento. In merito alla notizia riportata oggi dalla stampa locale sul raggiro di un'anziana da parte di una giovane spacciatasi per volontaria dell'Azione Cattolica, la stessa Azione Cattolica diocesana di Padova, profondamente vicina alla sofferenza della signora e addolorata dal fatto che si utilizzi impropriamente il nome di un'aggregazione laicale che fin dal suo nascere opera per il bene comune nel riferimento costante al Vangelo, sottolinea che non rientra nella prassi associativa inviare volontari per le case. L'Azione Cattolica infatti ha una funzione eminentemente aggregativa e formativa e le sue attività sono sempre adeguatamente esplicitate e pubblicizzate nelle parrocchie e attraverso i mezzi di comunicazione diocesani e associativi. Si sollecita pertanto maggiore attenzione, specie da parte delle persone più deboli, di fronte a dichiarazioni di appartenenza ad associazioni cattoliche, soprattutto in assenza di precise indicazioni provenienti da fonti e organismi ufficiali. La Guardia di Finanza di Padova ha arrestato un serbo, Zoran Lazarevic, 39enne, con l'accusa di emissione e utilizzazione di fatture false, frode fiscale, distruzione di scritture contabili. Il danno per l'erario sarebbe di 6 milioni di euro. L'arrestato era titolare e legale rappresentante di una cooperativa di Cadoneghe, la Lazza Costruzioni, specializzata nei subappalti nei cantieri edili del nord-est. I finanzieri hanno scoperto che il serbo, attualmente in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, aveva creato un impianto contabile doppio completamente falso allo scopo di creare crediti d'imposta e IVA per notevoli cifre. Una maestra di una scuola elementare di Valdagno nel Vicentino, accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni scolari, è stata denunciata alla procura di Vicenza dai carabinieri. La maestra avrebbe usato del nastro adesivo per cercare di zittire alcuni alunni un po' troppo vivaci, avrebbe fatto volare anche qualche schiaffo e a uno dei ragazzini avrebbe tagliato i capelli con un paio di forbici in classe. Le indagini sono state avviate sulla base di una segnalazione fatta dal dirigente scolastico dopo che questi aveva raccolto le lamentele dei genitori che riportavano i racconti fatti dai ragazzini a casa. Adesso sarà la procura a ricostruire nei dettagli la vicenda.
Con gli oltre 11 milioni di ore autorizzate, la cassa integrazione in Veneto torna ai livelli massimi registrati a dicembre 2009 e febbraio-marzo 2010. Rispetto ad aprile il balzo avanti è consistente, più 26%, e riguarda sia la gestione ordinaria che quella straordinaria. Ma ciò che fa riflettere è che l'impatto delle domande di cassa integrazione in deroga nel conto delle ore autorizzate è ancora molto modesto. La banca dati statistica dell'INPS ne indica 100.000. Il Veneto presenta quindi una dinamica diversa e in negativo rispetto a quella nazionale, dove il dato di maggio presenta una modesta crescita rispetto ad aprile. Secondo Franca Porto della CISL Veneto, i dati della cassa integrazione di maggio confermano che dalla crisi non si esce con i proclami, ma con i fatti concreti. La comprensione della parlata veneta, meglio conosciuta come dialetto. Questo è uno dei requisiti richiesti alla prova di cultura generale di un concorso per un posto di vigile urbano a Battaglia Terme, comune del Padovano. Chi supererà questa prova di comprensione del veneto davanti alla commissione d'esame avrà 2 punti in più sui 30 complessivi. A proporre l'inserimento del dialetto tra le cose che un vigile deve sapere l'assessore leghista Alfredo Beghin, in una giunta guidata da un sindaco del PDL. Molti cittadini, ha dichiarato l'assessore, sono anziani e hanno il diritto di rivolgersi ai rappresentanti sul territorio del comune in modo diretto, usando anche il dialetto. Totale contrarietà a questa scelta è stata espressa invece dalla sezione funzione pubblica della CGIL. Traffico intenso domani sulla 4 sulla 23 per il primo vero esodo estivo, lo prevede la concessionaria Autovie Venete. Sulla A4 Venezia-Trieste saranno possibili rallentamenti nei pressi delle interconnessioni autostradali in uscita al casello di Latisana e alla barriera di Trieste-Lisert per tutta la giornata. Un plastico della Basilica di Sant'Antonio per non vedenti è una delle iniziative promosse dal Messaggero di Sant'Antonio con l'obiettivo di fornire un ausilio per comprendere la bellezza e la magnificenza di questo santuario. Ce ne parla Luisa Bertini. L'arte antoniana in punta di dita. È grazie a questo plastico collocato nel chiostro della Magnolia che sarà possibile anche ai non vedenti e ipovedenti scoprire le meraviglie della Basilica del Santo. Dalle cupole svettanti ai campanili alla statua del condottiero Gattamelata, tutta la storica maestosità condensata in pochi centimetri. Più piccola è una forma, più un non vedente riesce a rendersi conto di come è fatta, soprattutto quando si tratta di un qualcosa che unisce più forme. In questo caso abbiamo le cupole, abbiamo la rotondità delle cupole, le torrette, quindi si può toccare e rendersi conto meglio di come è fatta. Ti dà la possibilità, soprattutto per un non vedente, di capire anche lo spazio, quindi dove è collocata, e la possibilità anche di muoversi da soli con il bastone per chi vuole, perché ovviamente essendo indicate tutte le vie, essendoci lo schema, lo si può fare, insomma. L'iniziativa rientra tra le attività promosse dal Messaggero di Sant'Antonio, come il calendario in formato Braille, gli audiolibri e la rivista mensile realizzata in formato MP3 su CD-ROM. Il plastico tattile rientra nel progetto di fornire ai non vedenti e ipovedenti il maggior ausilio possibile per comprendere la bellezza di questo santuario famoso in tutto il mondo. Da qualche anno abbiamo organizzato delle visite guidate per non vedenti sia in Basilica sia ai musei e alle mostre antoniane, e questo plastico che ci è stato appunto donato dal Lions Club Padova Morgagni ci sarà di molto aiuto, perché darà la possibilità appunto a un non vedente di rendersi conto delle forme e dello spazio. È l'occasione allora per ricordare che domenica dalle 17:30 Telechiara proporrà in diretta come sempre la solenne processione per la festa di Sant'Antonio, in diretta alle 17:30, poi in replica alle ore 21. Torna nel fine settimana al Lido di Venezia Beach and Basket, manifestazione regina dei tornei estivi di basket 3 contro 3, grazie alla divertente combinazione di sport, mare e divertimento. Ma scopriamo qualcosa in più su questo evento nell'intervista di Giulia Salmaso a Desi Zanin. L'iniziativa riparte quest'anno dopo un certo periodo in cui si era fermata. È una manifestazione sportiva legata soprattutto al periodo estivo, in quanto le manifestazioni, gare di basket 3 contro 3 si svolgono sulla spiaggia. Praticamente sono delle gare vere e proprie di basket e vengono fatte quest'anno solo al Lido di Venezia, il 12 e il 13 giugno, perché stiamo cercando un attimo di ripartire. Per gli anni prossimi ne abbiamo già in programma 4 varie tappe in giro per l'Italia. Ecco, la particolarità è appunto un 3 contro 3, che è una formula un po' specifica per l'estate.
proprio perché si svolge all'aperto e perché comunque è, diciamo, il basket 3 contro 3 è il basket dei campetti, il basket che c'è negli oratori, nelle palestre della strada, diciamo. Una particolarità è anche l'iscrizione a questo tipo di iniziativa. Sì, perché l'iscrizione è gratuita, si possono iscrivere tutti, sia riservato, è per ragazzi, ragazze, è libera, non c'è da pagare niente, viene data una maglietta per giocare ovviamente e si gioca sulla spiaggia dal primo pomeriggio fino a sera. Vedo che ci sono anche delle convenzioni alberghiere in modo che questa 2 giorni possa essere una full immersion non solo di sport ma perché no anche di turismo. Sì, perché molto spesso la manifestazione si svolge in 2 giornate, proprio per dare la possibilità a tutti gli iscritti di giocare non una ma più partite, quindi molto spesso ci accordiamo con gli alberghi della zona a fare dei prezzi ovviamente accessibili, abbordabili a tutti e quindi ovviamente non giocando tutto il giorno le persone hanno la possibilità anche di andare a vedere le spiagge e soprattutto di utilizzarle. Basket in spiaggia, ma per il mare arrivano buone notizie, soprattutto per chi sta pensando di trascorrere alcuni giorni al mare. Infatti tutte le acque dei laghi e del litorale veneto risultano balneabili in seguito alle analisi dell'ARPAV. Su 167 punti controllati in tutta la regione, solamente uno, a Chioggia, circa a metà della spiaggia di Isola Verde, risulta temporaneamente non balneabile, ma a breve potrebbe essere riaperto, viste le analisi delle ultime settimane. I punti di controllo fissati dalla Regione sono 93 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 3 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 2 sul lago di Revine, 2 sul lago di Santa Maria, 1 sullo specchio nautico di Albarella. Su ogni punto di controllo dal 1 aprile al 30 settembre vengono eseguite rilevazioni di dati ambientali come temperatura dell'acqua e dell'aria, direzione e intensità della corrente e del vento, ispezioni di natura visiva per accertare l'assenza o la presenza di residui inquinanti. E siamo arrivati allo spazio con la nostra ospite Luisa Baldi, direttrice artistica del Festival di Serravalle, che torna anche quest'anno al Castrum di Serravalle. Siamo dunque sopra Vittorio Veneto, giusto? Sì. Posto fresco anche d'estate, quindi certamente appetibile. Il festival è già iniziato mercoledì 9 giugno con il concerto dei solisti veneti con la serva padrona. Tra l'altro è il concerto che stasera Telechiara proporrà nell'esibizione alla Chiesa degli Eremitani di Padova, stasera alle ore 21. Festival che è già iniziato così, ma ci sono molte serate fino al 16 luglio da seguire, giusto? Esatto. Abbiamo domani sera una serata che per noi è molto importante, che è quella dedicata all'Accademia di Teatro in Lingua Veneta, che è nata da 2 anni e mezzo circa, e avremo una prima parte di spettacolo con Valerio Mazzuccato e Laura Cavinato in Pomopero di Melvero, con la regia di Giorgio Sangati, e subito dopo ci sarà questo lavoro molto interessante tratto da un testo, La guerra, di Carlo Goldoni, ed è un lavoro che questi 15 attori professionisti giovani hanno fatto insieme al maestro Luciano Roman, che è un noto attore teatrale che ha lavorato con Streller, Da Castri e tantissimi altri, che è uno dei giovani attori che abbiamo in Italia, uno dei migliori, e che è proprio specializzato su Goldoni e affronta questo testo, che è un testo non molto conosciuto, in chiave estremamente innovativa e moderna, quindi sarà veramente una grande sorpresa per il pubblico. Ecco, sentivamo prima appunto della notizia di questo concorso per vigile urbano in cui viene chiesto di conoscere anche il dialetto che nella tradizione culturale veneta certamente è legato fortemente a Carlo Goldoni. Tu tra l'altro sei direttrice anche dell'Accademia del Teatro in Lingua Veneta, quindi è una tradizione davvero forte. Sono pienamente d'accordo su questa notizia di oggi che non conoscevo. Ecco, poi la serata inaugurale, che prima ho già detto, con Mariangela D'Abbraccio, il 18 di giugno, che sarà una serata sicuramente molto variopinta e soprattutto con delle novità, ripeto, sempre per il pubblico. E poi ricordo il nostro testimonial, che è l'attore noto Carlo Simoni, che quest'anno viene con un testo che non ha mai portato, una prima nazionale, da una tragedia
commedia Beatrice Cenci, appunto Il mito. Ecco, lui sarà da solo in scena e comunque, come voi tutti sapete, Simoni è un attore veramente straordinario. Questo è il 25 di giugno. Esatto, il 25 di giugno. Poi passiamo al 1 di luglio, un giovedì, sempre alle 21:30, il nostro orario, con Deborah Caprioglio e Giancarlo Marinelli. Una accoppiata incredibile, Deborah è molto nota al pubblico e anche Giancarlo, che è un regista straordinario, con Love Story. Anche questa è una prima nazionale. 1 luglio, poi passiamo al giorno 9. Sì, il 9 luglio abbiamo un grande interprete del teatro italiano, Sebastiano Lo Monaco, e anche lui viene, dopo aver fatto la prima nazionale al Festival di Spoleto, questo lavoro lo porterà il 24 di giugno a Spoleto, viene da noi e quindi è una prima regionale con questo testo di Pietro Grasso, che è un noto procuratore nazionale. Antimafia, sì. Sì, infatti il titolo è Per non morire di mafia, quindi sarà sicuramente un colpo molto forte per il Veneto, sicuramente in maniera naturalmente positiva. E poi chiudiamo questa nona edizione del Festival di Serravalle con la nostra prima attrice Carla Stella, con un testo di grande poesia. Qui parliamo, siamo nel 1300, 1400, l'Orlando innamorato, Gerusalemme liberata, e questo testo il professor Fabio Girardello l'ha naturalmente scritto proprio per creare un sogno fantastico, dove la protagonista, che è questa Angelica, fa delle cose incredibili che non voglio dire perché lascio la sorpresa al pubblico. Ecco, ricordo anche, lo faccio vedere alla telecamera, il tema portante, angeli e demoni, non so quanto c'entri Dan Brown. Beh, forse qualcosina potrebbe anche, perché è un tema molto vasto, abbiamo il bene e il male, le luci, le ombre. Un tema classico della letteratura, sì, il bene sì, e il male, certamente. Il sito l'avete visto in sovraimpressione, www.serravallefestival.it. Allora, primo appuntamento per domani sera al fresco del Castrum di Serravalle. Nel castello saluto Ada Marcantonio, la presidente dell'Associazione Amici del Castrum, con la quale lavoro e dove all'interno c'è un bellissimo bed and breakfast. Benissimo, un altro incentivo certamente per arrivare. Grazie a Luisa Baldi e buon festival. Grazie a tutti voi. Noi ci salutiamo lanciando l'iniziativa che Telechiara seguirà in diretta invece domani su In4Children, il tentativo di maggior numero di nuotatori in una vasca. Ci ritroviamo con l'informazione alle 16:30.